Siamo a questo appuntamento voluto dal gruppo Donna Impresa, che è stato sposato in pieno però dalla federazione, perché affronta per primo forse un tema molto importante. La legge di stabilità ha rinnovato completamente queste nuove forme di agevolazione per le imprese, dando l'opportunità di dare delle decontribuzioni o dei voucher per i servizi assistenziali, e quindi rilancia in maniera forte il welfare aziendale, questo termine che ormai si usa molto. Però c'è molto da fare qui in Veneto, soprattutto nelle relazioni sindacali. Assolutamente sì. Allora, intanto io devo essere sempre grato al gruppo Donna Impresa, perché colgono sempre l'occasione nel momento opportuno per portare in evidenza quelle che sono queste importanti novità. A me piace più l'italiano, quindi il benessere in impresa, lo traduciamo welfare, usiamo questo termine e ci siamo. Sicuramente la legge di stabilità ha introdotto un elemento importante, significativo, che questa sera verrà ampiamente dibattuto. D'altro canto, per noi però, come Confederazione del Veneto, creerà delle condizioni tali per cui dovremo andare a rimodulare alcuni scenari, ad esempio i contratti che dovranno essere giocoforza rimodulati, anche considerando che il Veneto è all'avanguardia già nel welfare in generale, attraverso l'ente bilaterale ad esempio, che già dà delle agevolazioni alle imprese. In questo caso specifico evidentemente cogliamo con assoluto interesse la proposta della legge di stabilità. È chiaro che dovremmo rimodulare i contratti di conseguenza e al di là dell'aspetto, diciamo, della detassazione che andrà in capo alle imprese, finalmente anche le nostre, che verranno riconosciute appunto beneficiarie di questa opportunità, la creazione di questi voucher addirittura per poterli spendere in altri ambiti. Poi andiamo anche oltre, pensando ad esempio come alla Francia, che l'imprenditore dà il voucher per le piccole ristrutturazioni domestiche piuttosto che, e quindi questo crea due aspetti: il primo, un vero benessere aziendale e un'opportunità per l'impresa e per chiaramente il lavoratore, e si auspica che poi si crei un ulteriore volano all'economia, perché evidentemente dare un voucher per le spese per una piccola ristrutturazione eccetera si considera che dia lavoro evidentemente al nostro mondo, quindi il mondo dell'artigianato e della piccola impresa. Siamo con Daniela Rader, la presidente regionale del gruppo Donna Impresa e la promotrice di questa iniziativa che vuole affrontare questo nuovo tema del welfare aziendale, che grazie ad un intervento del governo nella legge di stabilità sta prendendo uno sviluppo nuovo nel nostro paese, però guarda in qualche modo per ora sempre verso i dipendenti. C'è invece tutta la parte del lavoro autonomo, che riguarda soprattutto le donne artigiane e quindi voi, che si aspettano che alcune di queste cose poi valgano anche per voi. Sì, indubbiamente su questo tema noi a livello nazionale in modo particolare abbiamo lavorato sul tema dei voucher, quindi anche se non abbiamo ancora un risultato interessante, abbiamo lavorato sul tema del voucher babysitting per le imprenditrici, abbiamo lavorato e stiamo lavorando sul tema del voucher universale, perché siamo convinte che in questa fase di proposta il voucher universale sia quell'elemento che aiuta sia nell'ambito del servizio per i bambini piuttosto che degli anziani, le imprenditrici a sopperire a quella parte di welfare che ovviamente anche la famiglia delle imprenditrici ha la necessità di espletare a 360 gradi. Naturalmente nell'ambito di quello che è il welfare aziendale anche le imprenditrici hanno la necessità di conciliare, fare impresa e avere una famiglia, anche se per le imprenditrici è una cosa acquisita, ok? Conciliare i due ambiti. Vogliamo migliorare la nostra qualità di vita. Migliorare la qualità di vita vuol dire avere la possibilità di progettare modelli organizzativi diversi che partono dalla necessità di mettere al centro la persona, affinché il clima lavorativo, il successo di essere imprenditrici o imprenditori possa essere un successo effettivamente a 360 gradi, non debba essere sempre una rinuncia a qualcos'altro. Lei parlava di clima in azienda, però in realtà nelle imprese artigiane quasi sempre lavoratori dipendenti e titolari lavorano a fianco e quindi si parla sempre di partner piuttosto che di lavoratori dipendenti veri e propri. Lei pensa che comunque questi strumenti possano
mettere un ulteriore tassello per avere più redditività, più produttività e migliore qualità della vita? Assolutamente sì, perché in un momento in cui lo Stato arretra perché non ha risorse e le esigenze delle famiglie invece sono sempre più allargate, sia per quanto riguarda la cura familiare ma per i servizi alla famiglia a 360 gradi, noi pensiamo che riuscire a mettere in pratica dei modelli organizzativi che facciano in modo che collaboratori e imprenditori riescono al meglio a vivere una vita quotidiana che non sia sempre una rincorsa all'orologio, crediamo possa migliorare la produttività delle aziende, ma soprattutto riesca a far capire ai collaboratori quanto sia importante anche rimanere collaboratori della piccola impresa. Per la grande industria risulta essere più facile organizzare il modello di welfare standard, perché ovviamente parliamo di aziende che hanno un numero di dipendenti importante. Per quanto riguarda la piccola impresa invece dobbiamo fare dei percorsi, perché una persona in una piccola impresa ovviamente non è facilmente sostituibile.